Ma certo, io vorrei farvi capire che No, no, che noi l'abbiamo capito perché noi abitiamo qua, siamo andati sotto e continueremo ad andare sotto, certo, perché c'è detto che non c'è niente da fare, maestra. no, non c'è niente da fare, non si danno da fare. Ha visto come abbiamo peggiorato? Lei 20 anni fa, 10 anni fa non andava sotto, io ne... Eravamo sotto, ma nella cosa, la grande alluvione, sì, il segno l'abbiamo messo, Nel 66. ma nel 60. l'ultima alluvione l'ha superata. Ma esatto, e quella è stata, va bene, quegli allagamenti là non sono stati dovuti comunque a quel 66 famoso dove c'era diciamo il mare. Era sotto livello e noi eravamo allagati. Oh, è questo. Allora, questa è la dimostrazione delle cementificazioni. Comunque in questi ultimi 10 anni abbiamo avuto le punte massime. Mediamente andiamo sott'acqua 3 volte all'anno. Che significa 30 volte mediamente nel corso degli ultimi 10 anni. Sì, potrebbe essere un anno 2 e un altro anno 4, comunque penso che onestamente, mediamente 3 volte all'anno ci andiamo sotto. E allora adesso il PAT risolverà questo problema? No, anzi, ci peggiorerà. È un PAT che fa acqua da tutte le parti e noi di acqua ne abbiamo esperienza, ma soprattutto subiamo quei problemi che già da 20 anni, 30 anni il mio comune che mi rappresenta non ha risolto. Adesso questo comune vorrebbe dare una mano perché quel tipo di PAT, e sto parlando del quadrante di Tessera, che poi spiegherò cosa è questo quadrante di Tessera, ma è un'area enorme che in ogni caso è stata acquistata da chissà chi a pochi euro al metro quadrato e che adesso vorrebbero vendercela di nuovo, va bene, ad un enorme, strepitoso prezzo, ma il prezzo... Una parola sola si chiama speculazione. Ma penso di sì, ma peggio che una speculazione, perché il prezzo più grande non lo pagheremo, anzi, quasi converrebbe pagarlo e dire non facciamo niente, ma speriamo che non vada. Ma il prezzo più grande lo pagheremo quando, se questa cementificazione dovesse nascere. E poi spieghiamo il perché di tutti i punti di questo no PAT. Una cementificazione di grandissime proporzioni, ci dà un'idea? Esatto, tanto per dire, perché è inutile che parliamo di superficie, ecco, diciamo che l'equivalente di questa superficie sono 510 campi da calcio, 510 stadi, ecco, tanto per vedere l'enormità. Un'altra cosa, visto che stiamo parlando di questo quadrante Tessera, è praticamente lì c'era la barena, siamo a 170 cm sotto il livello del mare, vale a dire che se per caso, e lì abbiamo a 300 metri il Dese, che non è un fiumiciattolo, il Dese è un fiume enorme, dove praticamente se, e questo è già successo, dovesse comunque alluvionare quella zona, va bene, andrebbe tutta sotto e ritornerebbe barena com'era, barena bonificata perché insalubre, perché sono state tutte bonificate, il quadrante Tessera era una bonifica pagata da noi cittadini dove a caro prezzo dovremo ripagare, va bene, una situazione negativa. Una concentrazione di grandi fabbricati porterebbe uno scarico d'acqua esuberante che oggi viene in qualche modo anche assorbito da quei terreni, li scaricherebbe sulle zone limitrofe. Ancor peggio, esattamente, ma ancora peggio, scusa, perché da lì c'è, e qui parlo proprio tecnicamente, c'è un piano, il PIC, piano integrato Campalto, che prevede che le fognature, che tutto l'impianto fognario da Campalto vada trasferito, va bene, praticamente a nord di Marghera, vale a dire dopo i Moranzani, ecco, e porterebbe dei costi enormi perché già abbiamo difficoltà noi che siamo da Favaro, da Mestre, da Marghera a far defluire le fogne, portare da Tessera tutta quella quantità perché sono previsti 40.000 nuovi cittadini insediati là. 40.000 vuol dire una città. Come si può pensare in questo momento ad una città quando a Mestre ci sono 3.000 appartamenti sfitti?
di nuove case, come si può? Per quello che stanno costruendo al Dolo, va bene. Veneto City? Veneto City. No, il Veneto City non si fa. Certo che il Veneto City non si deve fare, però stranamente sono d'accordo di fare il quadrante di Tessera, che è il Tessera City, ecco, dove troveremo che anche perché siamo apolitici, difendiamo i cittadini sono i commercianti che non hanno capito che si troveranno altri centri commerciali, altre cose, e la devastazione per noi cittadini lavoratori sarà totale. Allora noi lo stiamo facendo per i nostri figli, ma per i nostri nipoti, signore. Ma certo. Fabrizio davvero, da quanto tempo il sciopero della fame stai conducendo? Allora è un digiuno e stiamo facendo un po' perché stiamo dando un aiuto anche al caro Boato, va bene, Michele, che lui lo sta facendo, ecco, e allora per coerenza, per dire siamo con te, va bene, perché il gruppo, non ho detto che siamo 40 associazioni, signora, 40 comitati e associazioni, Favaro è solo un comitato, ma ci sono tutti i comitati degli allagati, ci sono... Certo, un po' alla volta, perché in ogni caso 40 e più comitati che stanno dicendo adesso devi sentire i cittadini. Io rappresento 230 allagati a Favaro, signora, le riunioni le facciamo, vede signora. È logico, è bene, loro vengono quando abbiamo bisogno a Favaro, vengono, ecco, e per quello che non posso, vieni qua, vieni là, si fa, però assieme ce la facciamo, ecco, e io spero ce la facciamo perché siamo 40 e più comitati e associazioni, abbiamo voglia di fare, siamo onesti, non abbiamo scheletri nel cassetto, noi stiamo facendo questo digiuno perché siamo onesti, non diciamo il sciopero della fame, digiuno, Boato va bene che è un ecologista, lo sta facendo già da una settimana per dire la gente deve essere avvertita, stiamo subendo anche questa. No, ma sì signora, però un po' alla volta. Ieri sono andati i giovani di Catron dell'università e sono in tanti signora, perché io ho 60 anni, però i giovani da 23 a 35 anni, ne vedesse quanti, stanno iniziando a fare qualcosa. Loro hanno detto questa situazione deve cambiare e la cambieremo con l'onestà, con la semplicità, col discorso guardando sopra e dire Signor aiutaci perché qua siamo veramente